benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. A Palermo è stretta dopo le intimidazioni. Il prefetto istituisce più controlli e presidi a Sferracavallo e allo Zen. La decisione è arrivata al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato insieme ai vertici delle forze dell'ordine e alla procura. Sempre a Palermo resta fitto il giallo sull'ex infermiere ucciso dal sedicenne. Il ragazzo resta in carcere mentre gli investigatori cercano risposte sul movente e sul mistero del tubo di metallo. Ancora a Palermo, un quartiere, il CEP, che non collabora e la scena del crimine alterata. Rendono difficili le indagini sull'omicidio di Placido Barrile, freddato con 5 colpi d'arma da fuoco al viso. La tragedia nel mare di Vaccarizzo. Suor Nadir muore nel tentativo di salvare 3 consorelle travolte dall'acqua durante una giornata di condivisione in spiaggia a San Giovanni La Punta, nel Catanese, il profondo dolore della comunità carmelitana. L'omicidio della piccola Elena, la madre in lacrime davanti ai giudici. Perdonatemi, la difesa chiede l'accesso alla giustizia riparativa. Si oppongono procura e famiglia della bambina. Calcio, l'attesa per i play-off. Il Palermo fa il pieno di entusiasmo al Barbera. Il Catania riprende domani ad allenarsi in vista del sorteggio di giovedì. Domenica l'esordio per entrambe. Bentrovati. Dunque, dopo le recenti intimidazioni a Sferracavallo e allo Zen, il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha disposto un rafforzamento dei controlli e dei presidi delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne. La decisione è stata presa al termine di un comitato per l'ordine e la sicurezza con procure e vertici delle forze dell'ordine, mentre proseguono gli incontri con associazioni antiracket, commercianti e imprenditori, come ci racconta Marco Gullà. Maggiori controlli e presidi sia a Sferracavallo che allo Zen, soprattutto nelle ore notturne. Queste le prime misure adottate dal prefetto di Palermo Massimo Mariani per contenere l'escalation di violenza e intimidazioni che sta terrorizzando il territorio. La borgata marinara sarà dunque sorvegliata ancora di più dalle forze dell'ordine, che dovranno anche dare un forte segnale all'interno dello Zen. In prefettura a Palermo, alla presenza anche del procuratore Maurizio De Lucia, sono stati analizzati gli ultimi episodi criminosi. Sempre nel pomeriggio si è tenuto un secondo incontro con le associazioni anti-racket che stanno assistendo i commercianti vittime delle intimidazioni. Domani sarà invece la volta delle associazioni, dei commercianti e degli imprenditori. Assoimpresa è vicina alle imprese, naturalmente, col nostro sportello anti-racket e anti-usura, quindi invitiamo tutti coloro che hanno in qualche modo bisogno di avere un ascolto e di essere assistiti. Naturalmente noi siamo disponibili e ben lieti di stare vicino alle imprese che decidono di stare dalla parte della legalità. Domani sera a Sferracavallo, a partire dalle 21, si terrà una via matris per le vie della borgata marinara, alla presenza dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Non ha convinto neanche il giudice per le indagini preliminari. La storia del minorenne, reo confesso dell'omicidio di Pietro De Luca. Il magistrato ha disposto la custodia cautelare per il ragazzo, che sostiene di aver ucciso per difendersi da un'aggressione sessuale. Manlio Viola. Resta nel carcere minorile del Malaspina di Palermo il ragazzino di 16 anni, reo confesso dell'omicidio di Pietro De Luca, l'infermiere 69enne in pensione, assassinato a colpi di tubo in testa nel suo casolare di via Buonpensiero al villaggio Santa Rosalia sulle sponde del fiume Oreto a Palermo. Il GIP non ha convalidato il fermo disposto per indiziato di delitto perché mancava il presupposto del pericolo di fuga, ma ha emesso un ordine di carcerazione in questa fase difficile dell'inchiesta. Il ragazzo ha ribadito la sua versione dei fatti, sostenendo di aver ucciso per difendersi da un'aggressione sessuale da parte dell'anziano dopo aver accettato un invito a bere un bicchiere d'acqua. Una versione che non ha convinto neanche il magistrato, però il ragazzo deve spiegare perché portava con sé il tubo usato nell'omicidio e soprattutto perché ha sparato non 1 o 2 colpi ma almeno 5 o 6 fendenti, secondo gli ultimi rilievi. Permane poi il buco di 12 ore fra la morte dell'uomo e la confessione del minore, che si è spontaneamente presentato in questura a mezzanotte. Ma non convince neanche la tesi della famiglia della vittima, che parla di una tragica tentata rapina. Infine, le ultime indagini suggeriscono che qualcuno abbia spostato il cadavere di De Luca e dunque che il ragazzino sia stato aiutato forse non a commettere il delitto, ma a modificare la scena prima di presentarsi in questura.
Ancora a Palermo, in un quartiere, il CEP che non collabora e dove la scena del crimine è stata alterata. Elementi che rendono difficili le indagini sull'omicidio di Placido Barrile, freddato con 5 colpi d'arma da fuoco al viso. Adelaide Barbagallo. Un quartiere blindato, il CEP di Palermo, dove regna il silenzio dopo l'omicidio di Placido Barrile. Un'esecuzione in piena regola che a distanza di giorni si scontra con tanti non ho visto. Le poche persone accorse sul posto dopo gli spari non hanno saputo fornire elementi utili per individuare il killer. Indagini complesse, ostacolate dall'assenza dunque di testimonianze, da poche telecamere di videosorveglianza e dall'alterazione della scena del crimine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, qualcuno, probabilmente il fratello della vittima, il primo a dare l'allarme, aveva spostato il corpo di Placido Barrile, forse per verificare se l'uomo fosse ancora vivo. I carabinieri del RIS si concentrano ora sulla smart della vittima. 5 proiettili a segno che lo hanno raggiunto al volto e alla testa. Il killer ha sparato dall'esterno o era seduto in auto accanto a Barrile. Si studia la traiettoria degli spari per comprendere la dinamica dell'omicidio. Interrogati parenti e amici, acquisite le immagini delle poche telecamere di sorveglianza della zona. La procura intanto ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di stupefacenti. Sotto la lente degli investigatori ci sono pure gli equilibri all'interno del CEP, dove imperversano bande di spacciatori e dove i furti d'auto sono all'ordine del giorno. Barrile in passato era stato arrestato per rapine e per droga. Potrebbe aver pagato col sangue uno sgarro in una delle piazze più calde della città che, come altri quartieri, sembra ormai fuori controllo. Vaccarizzo si butta in mare per salvare una consorella e muore annegata. La comunità carmelitana di San Giovanni La Punta è sconvolta per la tragica fine di Suor Nadir. Il ricordo dei fedeli e di padre Domenico Cosentino. Lo ha raccolto Tonio De Mana. Gli abbracci, le lacrime, la commozione e anche la consapevolezza di aver perso una persona speciale. Il sorriso e la bontà di Suor Nadir Santos da Silva rimarranno nella mente e nei cuori di chi l'ha conosciuta e di una comunità, quella di San Giovanni La Punta, che non sa darsi pace. Un tragico destino l'ha strappata alla vita, morta per salvare 2 consorelle travolte da un'onda alta a Vaccarizzo. Suor Nadir non ha avuto esitazioni, la sua generosità l'ha portata ad un gesto estremo, quello di gettarsi in mare senza più riuscire a tornare a riva. La morte è sopraggiunta per annegamento. È un dolore composto quello dei tanti fedeli che in queste ore si stanno stringendo attorno alla comunità carmelitana. È morta una suora, Nadir. Come Nadir? Ci siamo visti settimana scorsa. Ha fatto la preghiera a me insieme alla mia sua suora, dicendo tante preghiere nella mia testa, nei miei mali. No, non può essere. Il Signore l'ha chiamata in quel momento, in quel posto, in quella occasione, per quella missione. Tramite lei, che abbiamo avuto un gruppo di preghiera Fiamma Viva, ci sono state tante conversioni e guarigioni di tante persone che erano lontane da Dio. Sconvolto anche padre Domenico Cosentino. Siamo scossi, però siamo anche pieni di speranza, perché sappiamo che lei continuerà a seguirci dal cielo e pregherà sicuramente perché la nostra fede si rafforzi. È morta giovane per salvare delle vite, allora come si può spiegare dal punto di vista religioso quanto accaduto? Lei era madre e come madre salva i figli. I funerali di Suor Nadir saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. Saranno presieduti dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Ha ucciso la figlia di 5 anni a Mascalucia e poi ha finto il sequestro. Martina Patti vorrebbe adesso l'accesso alla giustizia riparativa. I familiari e la procura si oppongono, ma la richiesta fa discutere. Luca Ciliberti. È bastata la notizia per suscitare indignazione tra i familiari e nell'opinione pubblica. Eppure la richiesta di accesso alla giustizia riparativa da parte di Martina Patti, la madre che il 13 giugno del 2022 uccise Elena, la figlia di 5 anni, ne ha occultato il cadavere inscenandone poi il sequestro, riporta nella mente e nelle vene dei familiari un dolore incancellabile. La mancanza di consenso a che la Patti possa svolgere questo percorso di giustizia riparativa non è certamente dettato da una sorta di vendetta, ma è dettato da un dolore, da una cicatrice certamente insanabile che i miei assistiti e soprattutto il papà ha.
La Patti solo ieri ha chiesto scusa anche al papà, contrariamente a tutte le altre volte in cui ha fatto appunto dichiarazione in aula. Per la prima volta ha chiesto scusa anche a questo padre che ha perso chiaramente un bene molto prezioso. Il delitto è avvenuto in una villetta di Mascalucia nel Catanese. La donna, che era già separata dal marito e viveva da sola con la bambina, è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione. Dopo un lungo percorso che Martina Patti ha svolto all'interno della casa di reclusione, oggi è certamente pienamente consapevole dell'atto che ha compiuto e per questo ha chiesto di poter incontrarsi con le persone a cui ha inflitto il maggiore dolore, e cioè sia il papà della piccola Elena che i nonni paterni, per poter loro chiedere perdono. Qualcuno ha ipotizzato che la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa possa essere una strategia difensiva. Alla richiesta si sono opposti il sostituto procuratore generale Agata Consoli e il legale delle parti civili, ma la decisione finale arriverà nell'udienza del prossimo 7 luglio. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, imputato a Palermo per peculato, corruzione e truffa, è accusato di aver utilizzato l'auto blu per spostamenti non istituzionali in 59 occasioni. Secondo la Guardia di Finanza, il danno per l'Assemblea regionale siciliana ammonterebbe a oltre 36.000 euro, cifra che comprende carburante, leasing del mezzo, compensi dell'autista. Diversa però la valutazione dell'Avvocatura dello Stato, che assiste ARS e Regione come parti civili. Per i legali il danno sarebbe di appena 200 euro, cioè il costo del carburante. Anche la difesa di Galvagno sostiene che leasing e stipendio dell'autista non possano essere conteggiati perché già previsti dal bilancio dell'Assemblea. E c'è stato un brutto incidente, vediamo se riusciamo a vedere le immagini. I vigili del fuoco, come vedete, hanno estratto dalle lamiere l'autista di questo mezzo, un furgone che è finito fuori strada sulla strada provinciale 207 all'altezza di Belpasso. Per estrarlo, lo vedete, hanno dovuto tagliare il tetto dell'auto, quindi le lamiere, e estrarlo fissandolo sul toboga, questa barella appunto con l'ausilio anche del braccio meccanico. Ed è finita nel sangue ieri sera ad Aragona una rissa tra 4 giovani tunisini che si sono affrontati con bottiglie di vetro rotte. Un ferito è stato trasferito in ospedale dopo aver perso molto sangue. Davide Sarto. Attimi di paura ieri sera ad Aragona, nell'Agrigentino, dove una violenta rissa tra giovani tunisini scoppiata nei pressi del mercatino coperto si è trasformata in un bagno di sangue. Solo per caso non ci sono stati morti. Secondo una prima ricostruzione, alla base della lite ci sarebbero futili motivi. 4 extracomunitari, ospiti di diverse comunità del territorio che accolgono migranti, si sono affrontati colpendosi anche con bottiglie di vetro rotte trasformate in vere e proprie armi. 2 dei coinvolti sono stati medicati dalla guardia medica, mentre uno, ferito in modo più grave e dopo aver perso molto sangue, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Agrigento. Un altro dei partecipanti alla rissa risulta al momento irreperibile. Provvidenziale intervento di alcuni residenti di via Alberto Mario che hanno prestato i primi soccorsi a uno dei feriti. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri di Aragona, intervenuti tempestivamente per riportare la calma e avviare le indagini. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire il movente della rissa. Al momento nessuno dei coinvolti ha presentato querela. Ancora una volta fondamentale la presenza costante del controllo del territorio da parte dei carabinieri di Aragona. A Porto Empedocle, preoccupazione e rabbia tra i residenti, per i continui crolli nel centro storico. L'ultimo ieri con il cedimento della scala interna di una palazzina abitata di 3 piani. Vediamo. Certo che abbiamo paura, ci mancherebbe altro. E se non abbiamo paura che abbiamo avuto questi crolli, abbi pazienza. Sì, abbiamo dei paura veramente. Cresce la preoccupazione tra i cittadini per l'ennesimo crollo avvenuto nel centro storico di Porto Empedocle. A cedere è stata la scala interna di una palazzina abitata di 3 piani nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Un uomo è rimasto ferito mentre si trovava sui gradini al momento del cedimento. Una donna, bloccata nel suo appartamento, è stata invece salvata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. È certo che si è rischiata, anzi gli è finita bene a quella persona che era sulla scala. Gli è finita bene perché giustamente ha avuto pochissime lesioni, ma poteva succedere di più.
Il boato ha richiamato in strada residenti e passanti. Adesso si cerca di capire cosa abbia provocato il crollo. Secondo i primi rilievi, l'edificio negli anni avrebbe già mostrato problemi strutturali e segni di usura. Devono essere i proprietari a intervenire. I proprietari giustamente se ne fregano, anche perché non hanno la possibilità economica di poter affrontare queste spese e rischiano. Molta paura, perché quando si cammina non si sa come si cammina, perché non puoi passare sotto i balconi e da nessuna parte, anche con la macchina. I sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali avrebbero evidenziato gravi criticità statiche ed il rischio di ulteriori cedimenti. L'area è stata immediatamente transennata e interdetta al transito in attesa delle verifiche sulla stabilità dell'immobile e degli interventi di messa in sicurezza. A Siracusa continui i disservizi idrici nella zona sud della città e i residenti esasperati. La causa? Le reti Colabrodo, come ci racconta Francesco Aloi. Ci sono tantissimi B&B, come facciano le persone a poter fare anche le altre attività? L'acqua c'è, ma si disperde lungo la strada, nelle condutture. A Siracusa, se non è emergenza, poco ci manca. Le interruzioni idriche sono all'ordine del giorno. Quando torna l'acqua è sempre veramente sporca, piena di ruggine, di terra. Considerando ora ovviamente la stagione torrida che sta arrivando, è un problema ovviamente che si andrà ovviamente ad inasprire. Ad essere colpiti sono soprattutto i quartieri della zona sud, Borgata e Ortigia in primis. Quando non c'è l'acqua è un disastro. SIAM è la società che gestisce il servizio idrico, ancora per qualche settimana però, perché poi subentrerà Retusacque. La colpa, ci dicono, è della vetustà della rete. Tubazioni vecchie che causano perdite superiori al 65%. Eppure, si diceva una volta, l'acqua è un bene prezioso. Tutti i progetti che sono stati presentati per contributi pubblici non sono andati a buon fine, in quanto la SIAM è gestore solo del comune di Siracusa e non di tutto l'ATO come prevede la legge. La vicenda del CCPM adesso per il presidente della Commissione Sanità dell'ARS, Pippo Laccotto della Lega, è necessario dare continuità alla gestione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. L'assessore Caruso fa sapere che la prossima settimana incontrerà il presidente e il direttore del Bambin Gesù di Roma per capire come collaborare per acquisire nel tempo le professionalità necessarie a camminare con le nostre gambe, scrivono. E la regione siciliana a Milano per Tutto Food 2026, 48 le aziende dell'isola presenti per promuovere le eccellenze della nostra terra. Sentiamo l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino. Una grande occasione per 48 aziende siciliane, l'assessorato all'agricoltura protagonista al Tutto Food di Milano per esportare le eccellenze del nostro trasformato, per raccontare la storia dei territori, ma soprattutto per mettere in mostra e in vetrina la bellezza del nostro prodotto. Un'occasione per incontrare non soltanto i produttori, ma anche per far conoscere il gourmet della nostra regione. Un importante appuntamento che l'assessorato regionale all'agricoltura ha voluto sponsorizzare insieme all'assessorato alle attività produttive per fare sì che tutte le eccellenze del trasformato siciliano vengano conosciute dai buyer internazionali, ma soprattutto anche dai tanti curiosi che poi possono comprarne il prodotto per portarlo nelle loro case. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport e il calcio. Torniamo in studio con lo sport e il calcio perché il Palermo alza i giri del motore in vista dell'esordio ai play-off che sarà domenica sera. Ieri allenamento a porte aperte al Barbera. Marco Gullà. Stasera il Palermo conoscerà l'avversario per la semifinale play-off. Al Ceravolo c'è in programma Catanzaro Avellino, partita secca. Gli irpini, se vorranno passare il turno, dovranno necessariamente vincere. Il Palermo quindi inizia a lavorare in vista della gara d'andata che si giocherà domenica sera fuori casa. Ieri seduta d'allenamento a porta aperta al Barbera, anche se con una coda polemica da parte di molti tifosi rosanero che per entrare hanno dovuto attendere anche un'ora fuori dallo stadio a causa della registrazione in un portale per l'ingresso al Barbera. Gli ultras rosanero hanno poi abbandonato gli spalti in segno di protesta. Non sono mancati però applausi e cori per la squadra di Pippo Inzaghi.
Inzaghi per la gara di domenica sera alle 20 tornerà a schierare i suoi fedelissimi. Dopo il turnover delle ultime 2 giornate, giocatori come Ranocchi e Segre torneranno titolari, così come Palumbo sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Unico dubbio il ballottaggio tra Jonsen e Leduaron. E poi in difesa potrebbe essere arretrato Pierozzi con Rui Modesto titolare sulla corsia di destra a centrocampo. Giornata di riposo per il Catania, rientrato in sede dopo il ritiro. Domattina la ripresa degli allenamenti in vista del sorteggio di giovedì che stabilirà l'avversaria nei play-off. Marco Carli. Una giornata di pausa dopo il ritiro e in vista dei playoff. Il Catania è tornato in sede e riprenderà il lavoro mercoledì mattina. Giovedì, giornata importante perché ci sarà il sorteggio in cui si capirà l'avversario dei rossazzurri dopo il ritorno del primo turno della fase nazionale. Teste di serie favorite dal risultato dell'andata e dal regolamento che prevede il passaggio del turno anche in caso di risultato complessivo di parità. Se passassero tutte le squadre impegnate in casa nel ritorno, il Catania nei quarti non potrebbe affrontare il Ravenna, che sarebbe la migliore delle qualificate. Se i romagnoli non andassero avanti, diventerebbe testa di serie la Salernitana ed in seguito il Renate. In bianco, nella grafica, le squadre ancora in corsa e il loro ranking. Mercoledì sera ne resteranno solo 8, fra cui il Catania, che giovedì giocherà l'amichevole con il Santa Venerina al Massimino. Intanto si è parlato molto in queste settimane del cammino delle seconde classificate al termine della stagione regolare nei successivi playoff. Su 9 edizioni, le seconde nei vari gironi hanno avuto la meglio 4 volte. Numeri, dati, scaramanzie a cui aggrapparsi che Toscano probabilmente non vuole neanche sentire. La parola per fortuna passerà a breve al campo. Da domenica anche il Catania farà sul serio. Adesso una pausa, tra poco le ultime notizie. In studio, prima di chiudere, ancora una notizia che farà sorridere, ma a volte la realtà supera la fantasia. A Caltanissetta un uomo è stato fermato dalla polizia perché si pensava avesse rapito una donna infilandola nel bagagliaio dell'auto, ma quella donna in realtà era l'amante. A lanciare l'allarme sono state delle studentesse che hanno visto questa donna infilata nel bagagliaio e pensando ad un rapimento hanno subito allertato la polizia, che è intervenuta, ha rintracciato l'uomo, l'ha fermato, l'ha portato in questura e quando l'uomo ha dato spiegazione ha detto: in realtà è la mia amante, l'ho nascosta nel bagagliaio, uscendo dal luogo, dall'hotel dove avevano appunto trascorso la notte, per non farla vedere. L'avrei poi lasciata più avanti in un altro punto della città. Questa era dunque l'ultima notizia. Per questa edizione di TG Sicilia è tutto. Io vi ringrazio da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un buon proseguimento di serata. Arrivederci.